essere. Aggredito e accoltellato alla gola da un gruppo di giovani, un 18enne trevigiano ricoverato in prognosi riservata al Cafoncello. È successo nella notte nel giardino sotto le storiche mura della città. Indaga la polizia. Tantissime persone stamane per l'ultimo saluto ad Enrico Fagioni, il 39enne assassinato una settimana fa a Trissino, in forma riservata alle esequie dell'omicidio che si è tolto la vita dopo il brutale assassinio. Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri al Cavallino, 76enne di Trento in vacanza sul litorale accusa un malore mentre fa il bagno e muore annegato, vani i soccorsi dei bagnini. Lasciano il figlioletto di 4 anni chiuso nell'auto parcheggiata al sole al Cavallino, vanno a fare una passeggiata, il piccolo salvato da un passante che ha rotto il vetro, denunciati i genitori. In Veneto un anziano su 4 rinuncia alle cure sanitarie perché non può permettersi il ticket, la denuncia della CGIL che chiede un incontro urgente alla Regione. Continua l'estate cafona a Venezia, invasa dai turisti. Sui social un nuovo video di 2 turisti francesi che fanno il bagno in bacino San Marco e vengono rimproverati da un gondoliere. Padova prepara la grande festa di Ferragosto in Prato della Valle, musica e fuochi d'artificio, obiettivo coinvolgere i turisti. Buona giornata e ben ritrovati con la prima edizione dei notiziari di Antenna 3. In primo piano l'avete sentito la cronaca da Treviso perché un giovane di 18 anni è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Cafoncello. Questa notte è stato aggredito ed accoltellato alla gola sotto le storiche mura della città. Ma sentiamo i dettagli nel primo servizio. Aggredito da un gruppo di ragazzi ed accoltellato alla gola, 18enne trevigiano è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Treviso. Il gravissimo episodio di violenza si è verificato nella notte nei giardini Mazzotti in viale Cairoli sotto le mura cittadine dove è in corso la manifestazione Suoni di Marca. Ad accorgersi del 18enne riverso a terra con una profonda ferita alla gola sono state proprio 2 persone che avevano appena assistito al concerto e stavano tornando a casa poco dopo l'1:30. Subito sono stati chiamati i soccorsi. Il giovane è stato trasportato al Cafoncello dove stamane è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Vista la gravità delle condizioni non è stato in grado di fornire informazioni sugli aggressori. Sull'episodio indaga la polizia. Nel Vicentino ora tantissime persone questa mattina per l'ultimo saluto ad Enrico Fagione, il 39enne assassinato una settimana fa a Trissino, in forma riservata invece le esequie dell'omicida che si è tolto la vita dopo il brutale assassinio. Ci aggiorna in diretta da Trissino Barbara Todesco. Buongiorno Barbara. Buongiorno, si sono svolti questa mattina nella chiesa parrocchiale di Trissino i funerali di Enrico Fagione, il 39enne ucciso con 5 colpi di pistola da Giancarlo Rigon, 61enne poi morto suicida. Tanti gli amici e i conoscenti di Enrico che hanno voluto dare l'ultimo saluto all'uomo che il prossimo 8 agosto avrebbe dovuto sposarsi. Non cedere alla voglia di vendetta e alla voglia naturale e umana di rivalsa, è quanto sottolineato il parroco che più volte proprio ha utilizzato queste parole durante la sua omelia, Don Lucio Mozzo. Un saluto speciale invece è stato dato a Fagione dai suoi compagni di basket, lo sport era la sua passione, che hanno deposto la maglia numero 5 proprio sul feretro di Enrico. Maggiori dettagli ovviamente le immagini della cerimonia, tanto va sottolineato che insomma, a Trissino anche oggi erano abbastanza restii alla presenza delle telecamere, questo va detto, ma lo capiamo per una realtà come quella di Trissino, una situazione sicuramente insolita e anomala. Comunque da Trissino per il momento è tutto, maggiori dettagli come dicevamo nei nostri telegiornali di questa sera. Ed ora ci spostiamo sul litorale veneziano, tragedia nel tardo pomeriggio di ieri al Cavallino, un 76enne di Trento in vacanza sul litorale ha accusato un malore facendo il bagno ed è morto annegato, vani i soccorsi dei bagnini. Sentiamo quanto è accaduto, ci colleghiamo con Tommaso Stoppa al telefono. Buongiorno. Sì, buongiorno da Cavallino Treporti dove purtroppo si registra la morte di un anziano in mare, aveva accusato un malore in acqua e non è stato purtroppo possibile salvargli la vita. I fatti intorno alle 19 di ieri sera. Si trovava
a un centinaio di metri dalla riva. Quando è stato visto in difficoltà, i bagnini della security si sono lanciati in suo soccorso con gli acqua scooter, l'hanno raggiunto in pochi secondi, l'hanno portato sulla battigia. Eravamo all'altezza del camping Union Lido, dopodiché sono state tentate tutte le manovre di rianimazione, prima dagli stessi bagnini, poi dagli operatori del 118 giunti nel frattempo, ma dopo circa un'ora si è dovuta dichiarare la morte dell'uomo. Lui è un 76enne di Rovereto, in provincia di Trento. La salma è già stata restituita ai familiari, sul posto erano presenti anche gli uomini della Guardia Costiera. Per il momento è tutto, ulteriori aggiornamenti nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Ed ora torniamo a parlare delle conseguenze del maltempo che nel tardo pomeriggio di ieri si è abbattuto sulla Marca trevigiana con una ventina di interventi dei vigili del fuoco, mentre da oggi le temperature risaliranno, tanto che fino a domenica è ancora allerta caldo. Una 41enne travolta da un albero lungo la Restera a Casale sul Sile, la copertura della sala consiliare del municipio di Breda di Piave sollevata dal forte vento con la pioggia che ha allagato la stanza. Il temporale che si è abbattuto nel tardo pomeriggio di ieri sulla Marca ha lasciato pesanti conseguenze che per una ciclista di Casier, sorpresa dal maltempo mentre pedalava lungo il Sile, potevano essere ancora più gravi. La 41enne aveva forato una ruota mentre cercava di ripartire, il vento ha sradicato una pianta che le è caduta addosso. Il titolare del vicino noleggio di kayak ha sentito le urla ed è intervenuto. Sul posto è stata fatta arrivare un'ambulanza che ha trasportato la donna d'urgenza al pronto soccorso. A Breda il vento si è infilato sotto la guaina del tetto di Villa Olivi, sede municipale, sollevando parte della copertura. La sala consigliare è stata invasa dall'acqua che ha causato danni per migliaia di euro, a cui il sindaco Moreno Rossetto si è impegnato a porre rimedio in tempi celeri. Ecco, ieri sera il maltempo che ha portato anche un po' di refrigerio, ma già oggi le temperature sono destinate a risalire, tanto che appunto fino a domenica è ancora allerta caldo su tutta la pianura veneta, e proprio il caldo ha rischiato di provocare una tragedia ieri pomeriggio al Cavallino. Due genitori della Repubblica Ceca hanno lasciato il figlioletto di 4 anni chiuso nell'auto parcheggiata al sole mentre sono andati a fare una passeggiata. Il bimbo è stato salvato da un passante. Ci aggiorna al telefono Anna Maria Parisi, sentiamo. Sì, buongiorno dal Cavallino, dove fortunatamente ha avuto un esito positivo una vicenda che invece poteva avere risvolti ben più drammatici, quella di un bambino di appena 4 anni chiuso in auto dai genitori, sorpresi successivamente a spasso appunto per questa località balneare. È successo nel pomeriggio di mercoledì scorso in un camping appunto di Cavallino, in quella che è stata definita una delle giornate più calde e torride di questa estate 2018. A mettere in salvo il piccino un passante che dopo averlo visto in auto pare addormentato e con i finestrini completamente chiusi, senza nessun indugio ha rotto il vetro della macchina dopo aver prontamente allertato sia il 118 che il 112 e decidendo tuttavia di intervenire personalmente, giocando così in anticipo sul tempo, temendo che potesse essere troppo tardi in considerazione del fatto che con il caldo di questi giorni l'abitacolo del veicolo chiuso potesse raggiungere temperature proibitive in brevissimo tempo appunto. Rintracciati successivamente, come già detto, dai carabinieri genitori, si tratta di 2 giovani turisti della Repubblica Ceca che si erano allontanati e hanno detto così ai militari per una passeggiata. Per loro naturalmente è scattata una denuncia in stato di libertà per il reato di abbandono di minori. E da Cavallino è tutto, restituisco la linea allo studio. Nella nostra regione un anziano su 4 rinuncia alle cure perché non può permettersi di pagare i ticket. La denuncia è della CGIL che chiede un incontro alla regione per discutere della delicata situazione. Sentiamo.
In Veneto il 7,2% della popolazione rinuncia alle cure mediche per motivi economici, con quasi 1 su 4 che ha più di 65 anni e pari al 22,3% della popolazione, numero questo degli anziani cresciuto in 10 anni del 33%. Il disagio che ci viene segnalato dai nostri cittadini, dai nostri pensionati, è la difficoltà nell'accedere alle cure. C'è un tema costi, il super ticket sta incidendo pesantemente sulle tasche dei pensionati che già hanno pensioni basse. Sappiamo che 2/3 dei nostri pensionati vivono con meno di 1.000 euro al mese. Anziani che rinunciando alle cure diventano malati cronici con un aggravio di costi a carico della collettività che oltretutto vede il Veneto secondo solo alla Lombardia in quanto a spese per i ticket, con 305 milioni di euro rispetto ai 495 milioni dei cugini lombardi e ai 7,8 milioni della Val d'Aosta, la regione meno cara d'Italia. A dirlo la ricerca IRES della CGIL con i dati Istat. E il super ticket incide, tant'è che scoraggia nell'accedere alle prestazioni. Ma non basta, il problema si aggrava con gli anziani soli perché nubili, divorziati o vedovi, un popolo di oltre 421.000 persone, sulla scia della Lombardia, dell'Emilia Romagna e dell'Abruzzo che nel 2019 elimineranno questo super ticket, i sindacati chiedono altrettanto per il Veneto. Anche perché molto spesso il ticket in aggiunta ai super ticket rende meno conveniente rivolgersi alle strutture pubbliche, perché i costi, penso alle analisi del sangue, i costi presso il privato diventa concorrenziale. Sindacato che nell'incontro urgente in regione previsto entro fine mese chiede inoltre per la spesa dei ticket si faccia riferimento al reddito ISEE. Il 4,9% dei cittadini veneti delle famiglie venete è in una condizione di povertà relativa, senza pensare a quelli che sono in povertà assoluta. Parliamo ora di agricoltura perché aumenta la produzione in Veneto, ma nonostante questo alcune aziende rischiano di chiudere. L'allarme arriva da Padova, sentiamo. La produzione lorda vendibile dell'agricoltura segna più 3,9%, ma le nostre aziende agricole sono in affanno e in molte rischiano di chiudere. È l'allarme lanciato dalla Confederazione Italiana Agricoltura di Padova, secondo la quale ai problemi legati ad una pressione burocratica definita insostenibile, all'alternarsi di piogge, grandinate e siccità e a costi di produzione alle stelle, bisogna sommare il divario tra il prezzo all'origine di ortofrutta, carne, latte e prodotti caseari e quello che si trova nella grande distribuzione. Secondo la CIA, ad esempio, le zucchine vengono pagate all'agricoltore 35 centesimi al chilo, ma finiscono sui banchi del supermercato anche a 2,20 euro. Peperoni e prodotti di stagione 70 centesimi sono venduti anche a 2 euro. I pomodori partono da 25 centesimi al chilo per arrivare a 1,5 euro. Stesso andamento per gli allevatori. A chi alleva vacche da latte e si dedica al formaggio, un litro di latte è pagato 37 centesimi, ma sugli scaffali dei negozi può raggiungere i 2 euro. Per quanto riguarda la carne, un taglio di carne bovina macellata viene pagato all'allevatore 3,95 euro al chilo e finisce nelle grandi catene distributive praticamente al doppio. Dal 2017 al 2016 il numero di imprese è diminuito in Veneto dell'1,5%. A Padova si contano 12.154 imprese iscritte alla Camera di Commercio, con un calo dell'1,4%. La dimostrazione, secondo il direttore di CIA Padova Maurizio Antonini, che se non si interviene in modo rapido e concreto il settore primario rischia di fare la fame e non garantire le produzioni necessarie. Parliamo ora di traffico sulle principali direttrici della nostra regione, perché già da questa mattina il traffico è molto sostenuto per quello che si preannuncia essere il primo weekend da bollino nero d'agosto. Sentiamo. Traffico da bollino nero, quello previsto per il fine settimana, weekend bollente non soltanto per le elevate temperature con il sole e il caldo che favoriranno come sempre gli spostamenti, in particolare verso le spiagge. I transiti saranno molto elevati già da oggi, venerdì 3 agosto, per questo motivo i mezzi pesanti non potranno transitare dalle 14 alle 22. Traffico critico soprattutto lungo l'autostrada A4 Venezia-Trieste sulla A57 tangenziale di Mestre. In A4 direzione Trieste il traffico
traffico sarà intenso con possibili rallentamenti in uscita alla barriera di Trieste-Lisert, bollino nero anche per la giornata di domani, sabato 4 agosto. Lo stop ai mezzi pesanti sarà in vigore dalle 8 alle 22 e sarà ancora una volta la 4 in direzione Trieste, la carreggiata più sotto pressione. Infine è prevista giornata di passione anche per domenica 5 agosto. Ai mezzi pesanti sarà imposto il divieto di transito dalle 7 alle 22. Traffico intenso anche in A4 in entrambe le direzioni, con possibili congestioni in uscita alla barriera di Trieste-Liser e ai cosiddetti caselli balneari. Traffico sostenuto anche lungo la A57. Ed ora parliamo di lavoro, perché sta già cominciando a produrre delle conseguenze il decreto dignità. Per timore o per cattiva fede qualche azienda lo sta già applicando con troppa solerzia, come denuncia Nicola Talmi della CGIL. Sentiamo. Ma noi siamo d'accordo ovviamente sulla riduzione del numero di contratti a tempo determinato, è una cosa buona e giusta, però le imprese ne stanno, forse siamo abituati troppo bene, quindi abbiamo registrato soprattutto alle poste, che mi sembra un'azienda importante, dove un lavoratore con un contratto da 11 mesi gliene hanno fatto solo da un mese, perché oltre i 12 mesi serve la causale. La causale serve semplicemente a spiegare perché usi un contratto a tempo determinato, e penso che le poste siano in grado di dirlo. Quindi secondo lei paure autentiche oppure qualcuno fa già il furbo? Ma diciamo, mi sembra che i grandi media e un'industria hanno detto che questo decreto sarà un disastro che comporterà dei pesi enormi, quando in realtà un imprenditore vero e serio che usa i contratti a tempo determinato per provare un dipendente, quando vede che il dipendente vale e l'ha formato, lo assume, e quindi secondo me è una cosa assolutamente strumentale. Parliamo ora di raccolta dei rifiuti a Treviso. Contarina soddisfa i trevigiani ma non il comune. Sentiamo. Della provincia. Contarina promossa anche quest'anno dagli utenti, ma non da Casugana. Il gradimento dei cittadini emerge dal sondaggio realizzato da una ditta esterna per misurare la soddisfazione generale verso il sistema e ogni singola attività della società della raccolta dei rifiuti della Destra Piave. Oltre 600 intervistati solo nel capoluogo e più di 1000 nei 49 comuni serviti da Contarina. Dal sondaggio si evidenziano punti di forza ma anche criticità. Una soddisfazione generale, ma che si concentra soprattutto sulla regolarità del servizio di raccolta e sulla disponibilità dei colleghi allo sportello e al dare risposte magari anche attraverso lo sportello online. Le cose invece un po' più critiche su cui bisognerà lavorare sono legate allo spazzamento nelle strade e alla chiarezza della bolletta. Meno soddisfatto il comune di Treviso, secondo cui la strada da fare è ancora in salita. Queste criticità che i nostri cittadini hanno fatto emergere, noi abbiamo preso le abbiamo inserite nel nostro programma elettorale, è una promessa ed è un impegno, quindi per noi è un dogma migliorare queste criticità e questi servizi. Il porta a porta risulta difficile negli spazi ristretti del centro storico, tanto che l'amministrazione vuole sperimentare delle isole ecologiche in una zona all'interno delle mura. Il sindaco Mario Conte l'ha ripetuto in campagna elettorale e il presidente di Contarina, Franco Zanatta, ha dato la disponibilità a studiare nuove soluzioni. Il comune è aperto e non preclude qualsiasi tipo di sperimentazione che vada oltre e quindi a migliorare il risultato attuale. Altro tema a cui l'amministrazione tiene molto è lo spazzamento delle strade. Lo spazzamento deve essere più frequente e soprattutto deve esserci più cura anche nel levo della vegetazione parassitaria, quindi le erbe che crescono nel marciapiede, eccetera. Dall'autunno prossimo dunque Treviso potrebbe cambiare sistema, eliminando i bidoncini privati in centro storico. Linea alla regia ora per la pubblicità, tra poco. E rieccoci in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Torniamo a Treviso perché falsità, così l'ULSS bolla la denuncia su Facebook di un cittadino che all'ospedale di Castelfranco ha raccontato di essere costretto a dormire per terra per assistere la madre malata. Sentiamo.
Si è fatto scattare una foto mentre dorme steso a terra accanto al letto della madre 94enne ricoverata a Castelfranco, pubblicandola poi su un gruppo Facebook dove ha denunciato come, per i familiari dei malati, altra maniera per fare assistenza assidua non ce ne sia, visto che letti o brandine non ne vengono messi a disposizione e le poltrone sono a suo dire inadeguate. Un quotidiano locale ha ripreso la notizia a piena pagina e ora l'ULSS 2, sentendosi gravemente danneggiata, intende procedere legalmente. Non si è trattato neanche di un disservizio, non si è trattato di un problema da parte del familiare, si è trattato di una sua libera scelta di stendere una coperta o un sacco a pelo sul pavimento, di sdraiarsi e di farsi fare una foto. L'ha pubblicata su Facebook e una testata giornalistica ha ritenuto di darne anche fotograficamente ampia risonanza. Io ho l'obbligo, il dovere di salvaguardare i nostri collaboratori dell'USI Castelfranco, dell'area medica, molto bravi, e ho l'obbligo di salvaguardare anche l'onore dell'azienda. L'azienda che lavora molto, dà tanti risultati per la gente, ed è illogico che una situazione come questa, che sembra quasi pilotata, possa poi portare discredito all'azienda. Io provvederò a approfondire, come ho già fatto, una valutazione da un punto di vista dell'esistenza di fattispecie penale che ritengo sussistano, e quindi, se ho il via libera da parte del direttore generale, come da suoi intendimenti iniziali, presenteremo una querela appunto per la tutela non soltanto dell'immagine dell'azienda, ma soprattutto per l'immagine degli operatori che faticosamente e con molta abnegazione lavorano in maniera professionale all'interno di tutte le strutture della ULSS 2. Personale chiamato a ricostruire l'accaduto, che racconta di una notte lunga e tormentata per le due anziane ricoverate in quella stanza, col figlio della 94enne che si sarebbe a più riprese alterato, complicando il lavoro dei dipendenti. Sono molto rammaricati di come è stata esposta questa cosa, che per loro è stata solo una vicenda che gli ha complicato un'attività assistenziale che dovrebbe essere normalmente molto più lineare, senza dover avere i familiari come non di supporto, ecco, diciamo così. Un caso che non deve offuscare, secondo Benazzi, il reale livello di qualità del servizio sanitario offerto a Castelfranco e nelle strutture dell'ULSS 2. Garanzia ai cittadini che la sanità funziona, che i nostri operatori sono bravi e sono umani, e soprattutto che sono propensi ad aiutare l'utente. Ed ora parliamo di estate cafona, torniamo a Venezia, dove dopo i moltissimi episodi che abbiamo anche testimoniato con numerosi video postati sui nostri telegiornali, ecco, sta diventando virale un altro video di due turisti francesi sorpresi a fare il bagno a San Marco. Sentiamo. Vous connaissez que vous êtes en place Saint-Marco? Le corazon de Venise è la parte più bella, più jolie, la più importante, la parte più storica di Venise. E qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites? Et par tout le monde fait chaud. Et alors? Merci, monsieur. Et viva la France! Ecco, in questo francese un po' maccheronico il gondoliere ha rimbrottato questi due turisti, peraltro non ragazzi giovani, ma due persone insomma mature, che hanno scambiato uno dei pontili di San Marco per un pontile sulla spiaggia. Episodi che si ripetono continuamente, a testimonianza di quanto sia difficile per la città di Venezia riuscire a conciliare appunto questa invasione di turisti con la delicatezza e la fragilità della città. Ne torneremo a parlare naturalmente nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali, ma continuiamo a parlare di turisti e di città d'arte, perché tutt'altra situazione si sta registrando a Padova, che si prepara al Ferragosto proprio con l'obiettivo di attirare i turisti. Sta preparando la festa di Ferragosto con musica e fuochi d'artificio in Prato della Valle. Vediamo.
musica, ospiti e fuochi d'artificio. Prato della Valle ospiterà lo spettacolo di mercoledì 15 agosto che richiama ogni anno decine di migliaia di persone, rispettando anche l'udito sensibile dei nostri amici a quattro zampe. DJ, animatori ed esibizioni dal vivo si alterneranno sul palco. Quest'anno l'obiettivo è coinvolgere molti più turisti, intercettando cioè i gusti di chi si trova già a Padova per una visita culturale e che potrà godere anche di questo spettacolo all'aperto. Vogliamo che agosto possa essere un mese in grado di generare indotto economico, presenza in città, e per fare questo ci vogliono momenti di intrattenimento importanti, quindi puntiamo sul Ferragosto come abbiamo sempre fatto, ma quest'anno con delle novità in più, per cui abbiamo deciso di aumentare il numero di casse presenti proprio per coinvolgere tutti nello spettacolo Piro musicale, e io credo che saranno non solo tanti padovani a poter godere di questa bella serata, ma anche tanti visitatori e turisti che sappiamo essere in crescita nella nostra bella città. Il palco sarà allestito di fronte alla Basilica di Santa Giustina, lo spettacolo inizierà alle 21, sul palco si esibiranno i protagonisti delle classifiche musicali con i successi dell'estate 2018 come Irama, Chiara Grispo, Fred De Palma. Alle 23:30, come ogni Ferragosto padovano, una speciale colonna sonora accompagnerà per 25 minuti lo spettacolo di fuochi d'artificio che illuminerà il Prato della Valle con le coreografie di luci e suoni. Alla fine ancora mezz'ora di musica per favorire il deflusso degli spettatori senza confusione. Ed era questo l'ultimo servizio, grazie per essere stati con noi. Come sempre in chiusura diamo uno sguardo alle previsioni del tempo per le prossime ore. A tutti un buon pomeriggio. Ben ritrovati al meteo. Tanto sole sulle nostre regioni, saranno rare le precipitazioni, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto sarà ampiamente soleggiato ovunque al mattino. Dal pomeriggio non si esclude qualche breve acquazzone di calore sui monti, altrove invece si manterrà buono con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Temperature minime tra 19 e 24 gradi, valori massimi abbastanza caldi tra 31 e 35 gradi. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Poche novità anche sulla nostra regione, il tempo sarà in prevalenza asciutto e stabile, con ampio soleggiamento al mattino, poi con qualche rovescio sulle Alpi, ma generalmente di breve durata. Temperature minime tra 21 e 23 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 32 e 35 gradi. Infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Prosegue il bel tempo un po' su tutta la nostra regione, con ampio soleggiamento ovunque. Qualche temporale tuttavia sarà possibile durante le ore pomeridiane un po' su tutti i settori regionali. Temperature minime intorno ai 20 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 33 e 37 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.